Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Salve a tutti e benvenuti, benvenuti. Un attimo che sto finendo le ultime cose. Eccoci qua. Oggi è 23 marzo 2026. Salve, benvenuti a tutti. Benvenuti, benvenuti. Allora, cosa dobbiamo fare oggi? Sono le 11:52, quindi quasi mezzogiorno, eh? Mi devo pure un po' sbrigare perché c'ho pure da andare a prendere mia figlia, va bene, però ci abbiamo un po' di tempo e quindi mi sono, diciamo, ritagliato questa oretta da dedicare a voi per fare lo sfogliamo insieme di una rivista che è uscita oramai da 15-20 giorni, forse pure qualcosa di più. Mi riferisco ovviamente a quella che vedete qui al lato, che è un'altra rivista edita da Sprea Editori e che si chiama Il grande libro degli arcade classici. Quindi noi oggi andremo a vedere cosa contiene, ecco la quarta di copertina a cui io do una diciamo notevole importanza proprio perché quando uno sfoglia la rivista la sfoglia così, che ne so, in treno, in metropolitana, sull'autobus, eccetera, in modo che qui chi diciamo ci è di fronte può vedere il contenuto di questo numero della rivista. Ok, quindi ve la posso far vedere aperta la prima e la quarta di copertina, che sono le due pagine fondamentali secondo me di una rivista per farsi un minimo di pubblicità. Come avete visto, ho cambiato nuovamente il mio sfondo, come vedete mi diletto un po' a cambiare questo, diciamo, questo tavolo virtuale e quindi o ci metto un televisore o ci metto un monitor Commodore con un'Amiga 500, poi vedremo se ci metteremo pure un'Amiga 4000, un 1200, vedremo, oppure un Commodore 64, un VIC 20. Qualche volta ci troverete per esempio un Sinclair, oppure potrete trovarci un Atari. Adesso, dipende quello che trovo, diciamo. Ho trovato questo e mi piaceva, l'ho un po', diciamo, lavorato. Questa immagine si trova facilmente su YouTube di questo cabinato, diciamo così, a doppio player con diversi pulsanti, vedete? Si trova e niente, io l'ho un po' elaborata, l'ho un po' migliorata e mi ci sono messo dentro. Allora, un saluto a Michele che si è già connesso. Buongiorno, buongiorno a te. Eh, Adesso sì, sto dentro un cabinato, come fa notare anche Michele in chat. Ciao, benvenuto, benvenuto come sempre. Andiamo a vedere questo. Durante questa live faremo anche l'unboxing. Allora, voi già sapete cosa contiene questo perché già l'abbiamo fatto l'unboxing di questo scatolo. Ma ce n'ho un altro qui. Adesso ve lo faccio vedere da lontano, che è abbastanza grosso, sempre provenienza Amazon. Vedete il baffo che ride non è mai triste, quindi sempre provenienza Amazon. E niente, è un bel pacco bello pesante, vedremo cosa contiene, più o meno a metà dello sfogliamo insieme di questo arcade. Quindi il grande libro degli arcade classici, quindi da dove tutto è iniziato, parlano gli autori, l'età dell'oro delle sale giochi, e magari poi vi racconterò anche questa volta qualche aneddoto della mia vita che riguarda ovviamente gli arcade, quindi questa volta non gli home computer ma le sale giochi che hanno avuto diciamo, una notevole importanza nella mia infanzia, proprio nella mia primissima infanzia, eppure nella mia adolescenza, quindi anche nell'adolescenza ho a che fare con la sala giochi. Prima vi volevo dire che ho provveduto ad acquistare su Amazon, magari vi metto il link, per il mio televisore OLED, questa Fire Stick, che è la Fire Stick 4K Plus. Ve la consiglio vivamente
perché effettivamente ha anche l'HDR, ha delle funzioni in più della 4K standard e della 1080p, quindi dell'HD standard, della Full HD, perché diciamo è ottimizzata per i televisori ovviamente in 4K, ma soprattutto quelli che hanno anche l'HDR. Quindi mi sono trovato molto molto bene, quindi ve la consiglio, magari vi metterò un link per fare l'acquisto direttamente con i miei link di questa Fire Stick TV 4K Plus. Ok? Detto questo, fiondiamoci immediatamente nello sfogliare questa rivista e vediamo subito l'editoriale, e da quest'altra parte videogiochi Commodore, e questo lo trovate già, lo sfogliamo insieme nel mio canale. Se volete vedere questa rivista andatela a cercare nel mio canale tra le varie live e troverete appunto lo sfogliamo insieme di videogiochi Commodore. Ok? Oh, e qua c'è l'editoriale che parla appunto del grande libro degli arcade classici, e qui un classico arcade che dovrebbe essere Donkey Kong. Ok? Uno dei primissimi, anche se ce n'erano stati prima. Oh, vedi che bel sommario. Oh, come sempre vi dico, allora io non ho niente a che fare con Sprea, queste riviste le compro cacciando i miei soldi, li compro dal mio edicolante perché mi fa piacere acquistarli da lui piuttosto che fare abbonamenti, quindi le pago a prezzo pieno lì dove costano 14,90, 12,90, 7,90 eccetera. Quindi io non ho nulla a che fare con sprenditori, faccio questi video per passione mia personale, ok? Eppure per rendervi partecipi di quelli che sono i lavori che vengono proposti ancora in edicola, quindi nella grande distribuzione. Ok, e poi vedremo anche qui dietro al libro di Nintendo, qui c'è sempre Zap, che poi lo sfoglieremo insieme. Ok, guardate che bello il sommario, vi faccio vedere il sommario di questa bellissima rivista dedicata appunto ai giochi da sala giochi e da bar. Noi li trovavamo questi cabinati sia nelle sale giochi che nei vari bar tabacchi eccetera. Uno si fermava a prendere un caffè e poi si faceva due partitelle a Outrun, oppure due partite a Trojan, o tanti ce ne sono stati, quindi Burger Time, qui vedo, qui c'è Dragon Slayer, c'è Street Fighter, c'è Outrun, bellissimo, Burger Time, Pac-Man, ovviamente vedete ho messo pure una lampada di Pac-Man lì al lato del cabinato, ok? E andiamo avanti, quindi qua è diviso diciamo in argomenti speciali, dietro le quinte, con gli sviluppatori, guide definitivi e i grandi cabinati. Allora, quindi andiamo avanti e sfogliamo subito. Oh, mamma mia, che bellissima! Questa immagine a doppia pagina è veramente bella. Quando gli arcade dominavano il mondo. Allora, guardate che bella immagine a tutta pagina. Spettacolo, eh? Poi vista dentro un cabinato, è bellissima questa immagine. Quindi, quando gli arcade dominavano il mondo. Unitevi a noi in un viaggio alle origini dell'industria arcade e alla sua evoluzione dagli anni 70 fino ad oggi. Ok? Anni 70, la nascita dell'industria. Se siete cresciuti negli anni 70 avete visto gli arcade esplodere, luci, gettoni e macchine che sembravano arrivare dal futuro. Ok? E queste sono altre due pagine appunto dedicate agli inizi, quindi agli anni 70. Oh. I miei primi ricordi delle sale giochi sono stanze scure piene di flipper, tester dell'amore e macchine che proiettavano film espliciti. Oh, vedi, qui c'è già vediamo Space Invaders, altre due pagine dedicate agli anni 70. Altre due pagine dedicate agli anni 70, guardate. Bello, bellissima questa rivista, eh? Lo vedete pure quelli che si giocavano in due contemporaneamente. Altre due pagine
dedicata agli anni 70, quando gli arcade nascevano con dei monitor, spesso anche bianco e nero, a tubo catodico. Ok, erano i primi anni 70, perché poi per i giochi a colori bisognava attendere, e qui c'erano Space Invaders, il primissimo era bianco e nero, ovviamente sfondo nero, e diciamo quelli che sul 64 si chiamavano gli sprite erano bianchi, quindi a due soli colori. Poi piano piano siamo arrivati agli arcade. Ecco, negli anni 80 già qua c'è. Guardate che spettacolo, vabbè. Galaga, Clone Wars. Allora, gli anni d'oro degli arcade. Questi anni, parliamo degli anni 80, sfornarono una quantità impressionante di coin-op iconici, e noi vi raccontiamo quest'era attraverso la voce di alcuni sviluppatori storici. Quindi qui nacquero praticamente durante gli anni 80 i più bei, chiamiamoli coin-op, gli arcade, dai, gli arcade, perché mi piace più definirli gli arcade. Allora, negli anni 80 proprio, allora vi racconto un primo aneddoto. Allora, io ero solito andare con i miei in quel di agosto a trovare mia nonna e mia zia Clara, le andavo a trovare a Capri. Loro diciamo, ci offrivano una vacanza di una settimana, 10 giorni massimo a Capri, che diciamo all'epoca costa ancora Capri, anche all'epoca costava parecchio, però noi avevamo trovato in un posto gestito dalle suore, diciamo, delle stanze più abbordabili a un prezzo più accettabile, quindi anche noi che non avevamo veramente, non è che avevamo tutti questi soldi. Guardate, vi faccio vedere intanto altre due pagine sempre degli anni 80, qui vediamo pure R-Type, bellissimo, il primo nemico di R-Type. Andavamo a Capri, ok? Erano alla fine degli anni 70, i primissimi anni 80, quindi a Capri ci si poteva andare. Mi ricordo che mi piaceva tantissimo prendere l'aliscafo o il traghetto, ok? Arrivare a Marina Grande, prendere la funicolare che ci portava fino alla piazzetta, quindi c'era il capolinea sotto a Marina Grande dove attraccavano, diciamo, gli aliscafi e i traghetti, e poi c'era questa funicolare che ti portava fino e su alla piazzetta di Capri, la piazzetta principale. Poi noi facevamo una strada laterale bella lunga, arrivavamo a questo, ma non era un convento, diciamo, era tutto un posto gestito dalle suore che d'estate affittavano le stanze. Ok? Allora io mi ricordo che ci furono 2 anni in particolare, non mi ricordo quali, però mi pare che era proprio i primissimi anni 80 più o meno, se non fine anni 70, che c'era una sala giochi, mi ricordo ancora come ci si arrivava, perché Capri, essendo un'isola, e all'epoca era strasicura, cioè non c'era pericolo in quegli anni proprio a Capri, e quindi ci lasciavano andare anche noi, a me e mio fratello che eravamo molto piccoli. Io sono nato nel 74, nell'80 avevo 6 anni, quindi eravamo molto piccoli, lasciavano però andare anche da soli, per arrivare, che ne so, o alla piazzetta o anche vicino alla piazzetta, lateralmente alla piazzetta c'erano delle strade che si diramavano, una si diramava proprio sulla destra così, e c'era poi l'ingresso. Era un ingresso un po' buio, già l'ho raccontato, con tante luci di wood, le luci nere, quelle viola che se le guardi sembrano viola, e invece quella si chiama luce di wood o luce nera, lampada a mercurio. Perché? Perché fa risaltare poi tutto ciò che è bianco o che reagisce ai raggi UV, perché poi queste lampade non sono altro che lampade a raggi ultravioletti, perciò quando le guardi sembrano viola, anche se si chiamano luce nera, lampade di wood o lampade a mercurio. Allora, mi ricordo che lì c'è questa bellissima scritta Neon Las Vegas. Las Vegas. Tu entravi e ti aspettavi di trovare, che ne so, slot machine, 7-Eleven, giochi di carte, poker, tutte queste cose qua, la roulette. No, ragazzi, no. Tu entravi, questo corridoio illuminato da questi lunghi neon di wood,
e poi entravi dentro, mi pare che erano 2 o 3 stanze, non mi ricordo bene, ovviamente c'è un ricordo molto vago, anche perché poi non ci andai più, quindi è da tanti, da 50 anni, 50 no, però 40 sì, che vado un po' indietro con la memoria, vado un po' indietro nel tempo. C'erano queste stanze piene di questi arcade, questi coin op, come li volete chiamare voi. Io mi ricordo che lì mi piacque tanto e vidi per la prima volta, quindi erano gli anni 80, perché già c'era Girus. Girus, io lì ci giocavo tantissimo a Girus. Poi mi ricordo che giocavo a Galaga, me lo ricordo benissimo, che c'era. E poi ce n'erano anche altri molto molto semplici, però erano gli albori. Queste sale giochi appunto stava, diciamo, lateralmente a una piazzetta a Capri, c'era sta sala giochi, quindi erano proprio gli albori, e c'erano tanti ragazzi, tutti questi ragazzi di Capri, tutti quanti a giocare con questi videogiochi. Ovviamente c'erano anche i flipper, un'altra stanza c'era qualche flipper, e poi tra un flipper e l'altro magari c'era qualche altro arcade di questi qui, ma stiamo parlando dei primi, alcuni erano bianco e nero, alcuni a colori, quindi mi sa che erano i primi anni 80, sicuramente erano i primi anni 80, quindi io ci avrò avuto 8-9 anni, forse, ma non so se arriviamo a dire, perché non c'era neanche Los Angeles 84 Hyper Sports, come si chiama, il gioco delle Olimpiadi, quindi diciamo che erano la prima metà degli anni 80, dai, la primissima metà degli anni 80, guardate, questo non so se ve l'ho fatta già vedere questa pagina, e noi andiamo avanti, ok? Oh, qui poi cominciano a sviluppare tante idee di nuovi arcade, anche 3D, facsimile 3D, per invogliare poi a non solo le sale giochi a sostituire gli arcade e metterceli sempre di nuovi, o anche i bar, ma anche per sfruttare diciamo, il pubblico e renderlo sempre più partecipe in questi arcade. Ok? Con queste 2 pagine che vi ho fatto vedere terminano gli anni 80 e ci buttiamo a capofitto negli anni 90, il decennio delle rivalità. Negli anni 90, ovviamente, mentre negli anni 80 tutti cercavano di mettere un cabinato in un bar, in una sala giochi, negli anni 90 cominciarono le rivalità, come dice qua esattamente. L'ultimo decennio di vero dominio delle sale giochi fu quello dei picchiaduro e delle sfide spettacolari tra grandi marchi, combattute a colpi di innovazione. Ok? Quindi mentre prima si lottava per avere uno spazio dentro, qui invece ci fu proprio rivalità, sia dal punto di vista del gioco che del cabinato più bello. Quindi c'era rivalità tra i vari marchi che uscivano, quindi Neo Geo, Siga, ma ce n'erano tantissimi che uscivano in sala giochi, sia con dei cabinati uno più bello dell'altro, e sia con i software, quindi con i giochi uno più bello dell'altro. Allora io mi invento il gioco a cartone animato Dragon's Life, io me lo invento pseudo 3D, quell'altro che se lo inventava potendo attaccare più cabinati uno all'altro e competere uno contro l'altro, quindi non più uno o 2 giocatori, quelli che c'entravano davanti a un monitor, ma anche più giocatori con più cabinati connessi tra loro, quindi sfide di gruppo. Guardate, negli anni 90 poi, quindi io diciamo già ero entrato poi con gli home computer diciamo, nel mondo videoludico, e quindi qui a Roma c'erano delle sale giochi indimenticabili, la più bella delle quali non si può non menzionare era l'Extra Ball di Arco di Travertino, che faceva la sua presenza anche alle fiere, come per esempio la Fiera Internazionale dei Cartoni e dei Games, che era Expo Cartoon, ok? E quindi c'era sempre il padiglione dedicato all'Extra Ball, dove venivano portati diversi arcade, ok? E quindi c'era l'Extra Ball. Poi già ho raccontato che io durante tutti e 3 gli anni delle medie io andavo a piedi a scuola, da casa a scuola, anche se era 1,5 km circa di distanza, però erano strade abbastanza sicure, quindi si potevano praticare tranquillamente a piedi. E subito prima della scuola, che faceva angolo con la via della scuola, c'era il bar Mario. Ecco, Mario, che aveva sia un po' di cartoleria sia il bar,
bar tabacchi ovviamente, e c'era da una parte anche sempre due cabinati che li cambiava sempre, e lì da Mario invece ho conosciuto Trojan, il gioco diciamo dello scudiero, quello, il personaggio con lo scudo e con la spada che doveva diciamo sconfiggere gli avversari per arrivare poi al mostro di ogni singolo livello. Ok, e io ci giocai tantissimo, poi conobbi come si chiama? Mi pare Messico 86, quello dei bambini che giocano a calcio, si giocava 5 contro 5 e quando il portiere subiva un gol picchiava si metteva in ginocchio e picchiava il pugno per terra quando subiva un gol. Ecco, queste sono le sale giochi principali che io ho frequentato, ma ce n'erano anche altre, sia anche sull'Appia Nuova, ce n'erano, per esempio Ermarlos, c'aveva un sacco, stava a Colli Albani, metro Colli Albani, ancora c'è, il Marlos, e lì c'erano i biliardi, tra i biliardi i ping pong, c'era anche un'area dedicata a questi cabinati, a questi arcade, ok? Quindi questo è un altro spaccato della mia vita, ok? Quindi qui si parla degli anni 90, non ve l'ho mostrata la prima pagina dedicata agli anni 90, vedete? Eccoci qua, e quindi ci saranno altre pagine dedicate, vedete, Daytona USA, vedete? Mi pare che fu il primo Daytona USA che permetteva di giocare multiplayer con più cabinati, quindi non multiplayer uno contro l'altro come poteva essere uno Street Fighter, un Mortal Kombat, ma uno contro l'altro direttamente o con un cabinet doppio, quindi con due monitor, quindi due sedili, due volanti, tutto doppio, oppure addirittura con più cabinati, perché se uno ne prendeva due da due di questi cabinati, quindi si poteva giocare fino a 4 contemporaneamente, e quindi nascevano questi giochi di competizione di uno contro l'altro. Vedete, ve lo faccio rivedere perché vale la pena dare un'occhiata a Daytona. Eccolo qui, vedete, spettacolo, andiamo avanti. Oh, e qui come vediamo si va avanti, qui si parla sempre degli anni 90 e degli arcade negli anni 90 e delle sale giochi degli anni 90. Andiamo avanti. Game over, la fine delle sale giochi. L'industria delle sale giochi si è ridotta a seguire le tendenze del gaming invece di crearne delle nuove. Praticamente che è successo? Siccome dalla PlayStation 1 in poi tutti questi giochi li potevamo avere dentro casa comodamente senza andare a buttare né gettoni né 200 lire dentro le sale giochi, allora diciamo anche l'affluenza delle persone su queste macchine diminuì tantissimo, al punto da indurre molti bar a togliere questi cabinati che negli anni 80 e 90 ha fatto guadagnare tantissimi soldi a tutti, perché questi molto spesso venivano noleggiati, raramente acquistati, venivano noleggiati questi arcade, e i bar ci rientravano pure di parecchio del prezzo del noleggio, semplicemente lasciandoli lì accesi e dando la possibilità a noi giocatori di perdere quella mezz'ora, un'ora dentro al bar. Vennero sostituiti mio malgrado con le slot machine elettroniche, ok? Perché ci fu poi l'avvento delle slot machine elettroniche. Oh, guardate, computer space, ecco le forme dei primissimi videogiochi. Allora, non so se l'ho pubblicato, ma se andate, devo vedere tra tutte le varie immagini, tra l'altro ho perso il contenuto di una RAM, di una SD da 256 GB, ho perso un sacco di foto, però dovrei avere il backup di quello che io ho fatto delle foto anche a queste macchine qui che erano presenti al Lives Garage, che sta qui a Morena, il Lives Garage, e c'era oltre ovviamente il Lives Garage è specializzato in jukebox, quindi in musica prettamente, ma c'era anche qualche flipper d'epoca degli anni 70, tutto in legno, tutto, cioè completamente diverso
da quelli che vengono fatti ora, e c'era anche qualche cabinet, qualche gioco fatto con questa forma qui, vedete, quindi questi primissimi giochi da bar. Ok, andiamo avanti, ecco il Pong, vedete il Pong, il primissimo Pong sta lì in un, diciamo, in una foto, quella piccolina, il primissimo Pong, e quel 3799 sono i numeri di come venivano scritti proprio sul Pong. Ok, bellissimi, bellissimi questi cabinati. Qui siamo proprio agli albori, questo è l'albore, cioè la nascita dei videogame, dei videogiochi per il grande pubblico, quindi non più relegati, diciamo, agli esperti di sappiamo che i primissimi videogiochi sono ovviamente a chi usava parecchio gli oscilloscopi o le macchine per misurazione elettroniche, quelle che costavano un sacco di soldi e che stavano solamente nei laboratori. Ok? Quindi tutto nacque dall'idea di qualcuno di fermare un pallino su un oscilloscopio e venne sviluppata questa idea piano piano e siamo arrivati ai videogiochi di oggi che sono praticamente dei film, hanno una realtà paragonabile al reale proprio. Ok, però tutto è partito da lì e quindi questo fu un primo tentativo di portare l'idea del videogioco al grande pubblico. Ok, quindi partendo dai vari Pong che potevano essere il gioco di tennis, erano due stecchette uno contro l'altro, oppure quello che sbatti la palla al muro che era la pelota, lo squash, che tu diciamo dovevi soltanto prendere di rimbalzo la pallina, se ti scappava perdevi una vita, insomma, vabbè. Nutting Industries, la sua storia, Nutting forse, Nutting Industries. E questo già era un cabinato. Stiamo andando sempre più avanti, vedete, siamo partiti dai giochi, come vi ho detto, bianco e nero, rigorosamente bianco e nero. Infatti queste pagine sono rigorosamente stampate con pochissimi colori, se non bianco e nero, proprio per rimarcare il fatto che siamo negli anni 70, agli albori proprio, alla nascita di tutta questa industria che poi c'è intorno ai videogiochi. Ok, andiamo avanti, qui ci sono anche i giochi principali, vedete in basso c'è un trafiletto dedicato ai giochi principali, vedete? Veramente, veramente qualcosa di spettacolare, qualcosa di spettacolare. Oh, guardate che spettacolo. Questo è un logo spettacolare, veramente bello. Per quanto Pac-Man non è tra i miei giochi preferiti, per carità, ci ho giocato tanto in tutte le salse, se lo sono inventato in tutte le salse, Pac-Man 3D, Miss Pac-Man, Pac-Land, l'abbiamo visto e rivisto e rivisitato in un sacco di modi Pac-Man. Tutto, basta avere l'idea giusta al momento giusto e poi questa viene sviluppata, risviluppata, ripresa, insomma, da un'idea poi vengono realizzati pure diversi tipi di giochi per diciamo attirare sempre l'attenzione del videogiocatore. Alla fine tutto lì, vedete? Altre due pagine dedicate a questo gioco iconico, Pac-Man. Io ho ancora il gioco da tavolo di Pac-Man, quello che nella pubblicità faceva capo, capo, capo. C'erano tante palline su un tabellone, bisognava tirare i dadi ed andare poi a catturare tutte le palline e c'erano pure i fantasmini che sempre quei dadi si muovevano sul tabellone. Era un bellissimo gioco da tavolo che si poteva giocare fino in 4 contemporaneamente sul tabellone, non c'era niente di elettronico. Diciamo, i 4 Pac-Man erano fatti di plastica, c'erano delle palline di plastica e questi pezzi di plastica quando li passavi sopra la pallina veniva integrata dentro a questo oggetto. Carino pure quel gioco Pac-Man da tavolo, magari un giorno lo vediamo. E qui un'altra pietra miliare, Burger Time. Anche questo ha fatto la storia. Qui c'era lo chef
che doveva passare sopra gli ingredienti del panino che scendevano per poi diciamo completare i 4 panini per ogni livello. E ovviamente c'erano i nemici, i cetrioli, le uova e quant'altro, c'erano tutti i nemici che cercavano di impedirti di passare sopra gli ingredienti per completare i panini. Bellissimo questo altro gioco iconico a cui vengono dedicate, già ve ne ho fatte vedere 2 pagine, queste sono altre 2, quindi già 4 pagine a questo iconico gioco che è Burger Time, che poi uscì anche per Commodore 64, uscì per l'Intellivision, uscì per l'MS-DOS, uscì per il ColecoVision, per il NES, addirittura per l'Apple 2, e quindi diciamo che ci furono, come vedete qui, i porting per quasi tutte le console che poi uscirono negli anni 80, tutte le console 8 bit diciamo, e non solo, e non solo. E quindi è un bell'articolo questo dedicato a Burger Time. Oh, e qui cominciamo proprio a entrare proprio nel vivo, perché qui c'è un personaggio che già io conoscevo dai scacciapensieri, dai Game Watch, che è Donkey Kong. Ok? Ecco Donkey Kong. Molto, diciamo, l'idea di base di questo gioco è molto semplice, anche se era tutt'altro che semplice il videogioco. Vedete qui, questo era il videogioco, dovevi andare a liberare la tua bella catturata appunto dalla scimmia, da Donkey Kong. Ok? Cioè l'idea alla base era molto semplice, e invece ebbe poi un successo laddove la semplicità è sinonimo poi di grande, grandioso successo, tant'è vero che ancora oggi noi ci ricordiamo tutti questi personaggi, non solo Donkey Kong, ma anche Mario, ok? Il personaggio, ecco, il cabinato rosso, vedete? Poi bisogna pure vedere perché diciamo non tutti hanno visto tutti i cabinati che sono usciti, perché come per esempio io seguo la pagina su Instagram di Stern Pinball e ancora loro producono flipper nuovi, ok? Così all'epoca si producevano talmente tanti cabinati che magari molti, alcuni di noi non li hanno mai neanche visti. Oh, e questi sono tutti i vari porting, guarda. Le conversioni, infatti, il porting di un semplice gioco Donkey Kong su varie piattaforme. Ok? È bello che ci siano queste pagine dedicate appunto alle schermate come venivano viste a seconda della piattaforma che si utilizzava. Bello, bello, veramente bello. Atari, un nome e un programma, cioè l'Atari pure negli anni 80-90, cioè sono stati degli anni talmente pieni di tutto, ragazzi, che io perciò vi dico che io sbatto sempre contro quel maledetto e benedetto 31-12-99. È un giorno che ha voluto dire parecchio per me, perché alla fine l'arrivo del nuovo millennio mi ha cambiato un po' le cose, quindi quindi internet già c'era, diciamo, perché via modem, però non lo usava quasi nessuno, ma chi c'aveva il modem? Cioè eravamo pochissimi, ad avere il modem, ad avere internet, ad avere un computer atto adattabile ad andare su internet. Cioè dai, i siti erano molto pochi, non c'era quasi motivo di andare su internet, quindi diciamo che fino al 99 c'è stato, per noi, soprattutto per noi nati negli anni 70, qualcosa di magico. Dopo il 99 quel qualcosa di magico si è rotto. Io direi che ci possiamo fermare perché siamo già oltre la metà della rivista. Vediamo l'orario. Ok, sì, ci siamo. E io direi di andare a sballare questo. Ok? Allora, io mi metto qui dietro, così mi vedete qua. Ok? Vado qua, mi sa che meglio mi appoggio sul tavolo, non mi vedete, però mi vedete a me, magari mi metto seduto, ecco,
No, mi vedete a me così? Ecco. Allora, vabbè, facciamo che sto a sballare tutto, sto a levare tutto. Allora, sballiamo tutto senza rompere. Allora, quello che sta qui dentro, io ovviamente lo so perché l'ho comprato io, ok? È un qualcosa che ha a che vedere con la musica. Ovviamente voi sapete che io su Amazon sono solito comprare i vinili, ok? Allora, io ho già il 33 giri di quello che c'è qui dentro, però mi è capitata un'occasione molto molto buona per quanto riguarda questo. E tra l'altro avevo letto nelle recensioni che erano quasi tutte, il 99% erano ottime le recensioni, poi ce ne stavano due o tre che mi hanno lasciato perplesso perché diceva che le rimanenze di magazzino di questo prodotto erano sconsigliate di acquistare perché risultavano ammaccate, risultavano rovinate. Allora io con voi voglio vedere. Guardate, allora, innanzitutto guardate che imballo. Guardate che imballo. Tutto col pluriball, eh? Questo è tutto pluriball. Vedete? Vedete? Questo è tutto pluriball. Ok? È tutto pluriball e guardate come è imballato bene. Ok? Allora, ok, la prima cosa io mi devo levare questa etichetta qui, che poi me la leverò perché secondo me non si leva. Sì, si leva. Questa etichetta qui che io poi me la devo conservare. Ok, poi andiamo a... voi adesso non mi vedete, così mi vedete bene, mi vedete. Allora, io vado a tagliare, grazie al coltellino rosso fidato, senza andare a rovinare nulla. È un coltellino che taglia poco perché ormai, a parte che sta con me da, voi lo sapete, dal 2015 che ce l'ho sto coltellino. Ok, ed anche qui andiamo. Ok, allora andiamo ad aprire. Ok, ce l'abbiamo fatta di qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Andiamo ad aprire. Mamma mia che spettacolo, ragazzi, è perfetto, guardate, guardate, è perfetto, è perfetto, non c'ha un'ammaccatura, non c'ha niente, guardate che spettacolo, è perfetto, perfetto, ma è un cofanone, guardate quanto è alto, è un cofanone di Vasco Rossi. Questo è un LP che è uscito già un sacco di tempo fa, si intitola Siamo qui. Allora, questo è un cofanone, non è neanche un cofanetto, tra l'altro ecco, edizione limitata numerata, andiamo a vedere, copia numero, ecco, non so se si legge, lo metto a fuoco sto coso, sì. Allora, cosa c'è qui dentro? Qui dentro c'è un mare di roba, c'è sta il libro fotografico, quindi c'è un tomo che non finisce mai, pieno di foto dedicate a questo album, a questo album. C'è la maglietta large, taglia unica large, c'è il cappellino, è un'edizione limitata, numerata, come avete visto, io mi sforzo sempre di dire quando parlo delle edizioni limitate, numerate, eccetera, questa è sia limitata che numerata, perché c'è scritto che sono 2000 copie di questo super cofanetto e questa è la 872, ok? Quindi questa è la 872esima di 2000 e non possono essere più di 2000, ok? Poi ci sono 2,45 giri, c'è il CD e c'è il doppio LP. Capito qui dentro quanta roba che c'è? Quindi qua c'è doppio LP, perché questo era un doppio LP
un doppio LP spettacolare, Vasco, siamo qui, ok? Quindi c'è il CD e il doppio LP, bonus track su doppio LP, 2,45 giri, la maglietta, il cappellino e il libro fotografico, e il fatto che è numerato e più il cofanetto intorno, che pure questo è qualcosa di spettacolare, ragazzi. Anzi, io lo lascerei proprio qua, in modo che si vede chi è. Guarda che spettacolo che è sto cofanetto, cioè, mettiamo un po' più avanti, così si regge chiusa questa. Ok, Vasco Rossi, siamo qui, Vasco Rossi. Torniamo a noi, dopo aver fatto l'unboxing. Sono contento perché, cioè, se era rovinato mi dava un po' fastidio, ma invece è proprio perfetto, guarda. È proprio perfetto da tutti i punti di vista, tiè. Per quello che l'ho pagato veramente poco, perché stava in un'offerta, non lo so se c'è ancora l'offerta, io l'ho preso su Amazon, andate a vedere, cercate, siamo qui, cofanetto, se magari sta ancora in offerta, lo riuscite a prendere a poco. Allora, eravamo arrivati appunto a parlare dell'Atari, mi pare, Siamo arrivati qui all'Atari? Sì, stiamo parlando di Atari Inc. Ecco, vediamo questa immagine, ok? Di Atari Inc. Perfetto, andiamo avanti. Qui si continua, guardate, i 6 migliori e poi è una schifezza. Allora, tra l'altro il videogioco peggiore che sia mai stato fatto, ci sono in giro delle voci che dicono sia proprio il gioco di E.T., quello che le copie dovevano essere nascoste vicino all'area 51 nel Nevada, vabbè. Allora, vedi qui i primissimi tentativi di fare dei giochi di sport come il basket, che poi sfoceranno in tanti giochi di calcio, uno più bello dell'altro, FIFA, Sensible World of Soccer per Amiga, o anche, non mi viene quell'altro che era, che se la battevano tra FIFA e un altro. Oh, un'altra pietra miliare qua. Allora, la Ferrari all'epoca era conosciuta in tutto il mondo come la macchina sportiva per eccellenza. Perché non farne un videogioco? Perché non creare Outrun, metterci una bionda vicino all'autista, al guidatore, al ragazzo di turno che la porta in giro sulla sua bellissima Ferrari e quindi nacque Outrun. Outrun, questo gioco che aveva anche una particolarità, che potevi scegliere la musica selezionandola dall'autoradio, cioè era qualcosa di spettacolare questo gioco, un'idea molto, anche in questo caso non c'erano gare, non è che dovevi fare i circuiti eccetera, un'idea molto semplice: correre su una strada, andare poi a prendere tutti i checkpoint, quindi cercando di correre il più velocemente possibile, ma anche senza sbandare mai, senza uscire di strada, eccetera. Quindi diciamo che era un'idea, tra virgolette, abbastanza semplice, che ebbe un successo enorme. Fare un gioco di macchine abbastanza semplice che potesse avere un grandioso successo. Mettici una bionda, mettici una Ferrari e il successo è assicurato. Ok? Oh, guardate tutte le macchine qui che si sono avvicendate nelle varie versioni di Outrun. Ce le hanno messe tutte. Che spettacolo, ragazzi. Bah, andiamo avanti che si comincia a fare tardi, va. Outrun in giro per il mondo, guardate che bello che è. Tutte le varie parti del mondo che si trovano in Outrun, Una bella cartina mondiale e con le varie foto. Grande, grande. In giro per il mondo con Outrun. Ghouls and Ghosts, altra pietra miliare, soprattutto su Commodore 64, su Amiga, ma non solo ovviamente. Questo ebbe un successo enorme, questo videogioco.
Guardate che, mamma mia, quanti ricordi legati ai zombie eh, e ai nemici di questo videogioco. Questo, che poi Ghosts and Ghost, c'era pure Ghost and Goblins, insomma ce n'erano tanti su questo genere. Io cerco di evitare un po' tutti i riflessi, ve li metto un po' così e andiamo avanti perché Ollele, ollele, ollele. Conversioni casalinghe, qui ci stanno le varie conversioni per ZX Spectrum, Atari ST, Amiga, Sharp, Commodore 64, Mega Drive, ma per tutto proprio. Guarda, è fortissimo vedere i porting per tutte le console che sono uscite, ma poi ne sono uscite veramente tante, sia di console che di home computer, diciamo così, dedicati anche ai videogiochi. Adesso noi abbiamo i PC che alcuni lo utilizzano come me solo, diciamo, per, diciamo, senza videogiocare, non c'è neanche un gioco installato, tra un po' le vado pure, c'ho Windows 7 qui, tra un po' le vado pure i giochi di Windows 7. Ok, e questo è, diciamo, il non plus ultra, il primissimo dei veri picchiaduro da bar, per quanto ce ne furono tantissimi, però Street Fighter l'ha fatta da padrone, eh, insieme a Mortal Kombat, cioè Street Fighter 2 è qualcosa di spettacolare, cioè hanno fatto il film di Street Fighter, 2000 seguiti, quindi voglio dire, ha fatto la storia, dai, questo picchiaduro ha fatto la storia proprio dei picchiaduro da sala giochi. Negli anni 90 quando fecero anche il film, guarda, bellissimo. Mi pare, se non dico una stupidaggine, con Van Damme, con Jean-Claude Van Damme. Street Fighter 2 è il capolavoro che ha cambiato tutto, è vero. Tutto in Street Fighter 2 è stato fatto alla perfezione. Vedete, poi c'era un ottimo porting su Amiga, a me piaceva, per carità. Molti l'hanno criticato Street Fighter 2 su Amiga. Sul Commodore 64 non si poteva vedere ed era meglio gli Art Kung Fu, senz'altro. Però su Amiga era fatto bene, erano 4 floppy. 4 floppy. Allora, fermare il declino a forza di pugni. Guardate. E quindi questo tutti, c'erano la fila per giocare a sto gioco, io me lo ricordo benissimo. C'era la fila perché c'erano alcuni arcade che non se li filava nessuno e quindi tu arrivavi, giocavi e poi c'erano quelli più famosi che tu arrivavi, potevi fare al massimo una partita perché poi c'era una fila dietro che non finiva mai, aspettavi un'ora per fare una partita dei 2 minuti e poi ti dovevi rimettere in fila oppure rinunciavi e ti andavi a giocare a qualche altra cosa, eh. Cioè, è così direbbe, guarda, questa è bellissima questa immagine a tutto schermo, guardate, me la metto a tutto schermo, guardate, che spettacolo, bello, 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 ammazza, che spettacolo, Operation Wolf, dai, questo era un'altra, tutte pietre miliari queste qua, cioè, quante pietre miliari ci abbiamo? Tutte qua dentro stanno. Eh. Operation Wolf. Scopriamo i segreti dello storico sparatutto arcade di Taito, mettendone in luce la genialità attraverso le voci di chi lo conosce meglio di chiunque altro. Operation Wolf. Guardate il colonnello, diciamo così. Io lo chiamavo il colonnello, poi non lo so. Non lo so se si chiamava il colonnello, però Operation Wolf. Bello, 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 ammazza. Oh. Il cabinato di Operation Wolf, guardate com'era particolare. Adesso vi faccio uno zoom sul cabinato. Anzi no, perché non si può fare lo zoom, quindi sempre così rimane. Spettacolo. Allora, le conversioni Operation Wolf venne fatto poi per Atari ST, per Amiga, me lo ricordo benissimo, il NES,
Ok, per lo ZX Spectrum, addirittura pure per Commodore 64, mi pare che era un flop intero lato A e lato B. Era un flop intero due lati Operation Wolf. Questi sono i porting. Space Invaders non si poteva non dedicare. Yeah. Space Invaders. Spettacolo. E vabbè, Space Invaders è stato altri invasori e qui ci sono tutti altri giochi facsimile, diciamo, chiamati altri invasori. Bello, bello, mazza, veramente, veramente bello. L'attacco dei cloni, cioè i cloni di Space Invaders, ce ne furono talmente tanti, ma talmente tanti. Calcolate che anche Golf, che mi piaceva tanto a me, sia su Commodore VIC-20 che su Commodore 64, anzi più su Commodore VIC-20 che sul 64, il primo quadro era ispirato appunto a Space Invaders. Oh, e poi arrivò un qualcosa che cambiò tutto, anche se poi la giocabilità era molto molto bassa di questo videogioco, soprattutto al bar, per devi soldi proprio a profusione. Dragon Slayer. Ok, qui perdevi soldi a profusione perché questo era un gioco a cartone animato in cui tu dovevi prevenire la mossa successiva e c'erano una serie di mosse prestabilite da dare in un momento prestabilito del gioco. Se sbagliavi il momento o la mossa perdevi una vita. È stato poi ovviamente da Dragon Slayer, di Don Bluff, venne fatto anche Space Ace, vennero fatte degli ottimi porting su Amiga. Commodore 64 mi piacque soprattutto Dragon Slayer 2, però pure l'uno, quello della piattaforma che è stato tanto criticato alla fine del vento che ti soffiava dai quattro lati dello schermo, ma proprio brutto brutto non era, pure il corridoio, certo come grafica che uno si aspetta, la grafica a cartone animato del bar, sinceramente hanno provato ad imitarla mettendo una marea di floppy su Amiga, ma su Commodore 64 non c'era la possibilità di fare una grafica del genere, ok? Cioè, senza espansione, senza niente, mentre Amiga ci potevi scrivere, che ne so, richiede un mega di RAM, 2 mega di chip, quello che è, e bene o male uno poi cercava di rimediare quell'hardware, il Commodore 64 alla fine quello era, con tutto che io ci ho lavorato tanto con la 1764, l'espansione RAM da 256 KB, che successivamente venne fatta anche la 512, ma non venne mai commercializzata in grande distribuzione, mentre la 1764 a 256 KB, soprattutto per Geos, fu molto molto utile, ma non uscirono giochi prettamente sviluppati per l'espansione RAM del Commodore 64, anche perché non era una RAM vera, ma era una RAM disco, quindi ecco, qui parliamo sempre di giochi a cartone animato, ok? Tra l'altro venne chiamato Don Bluff, ex disegnatore Disney, a fare i disegni di questo videogioco. Grandiosa l'idea di fare un videogioco totalmente a cartone animato, tra l'altro con due schermi. L'originale di Dragon Slayer, quello da sala giochi, quello arcade, aveva lo schermo dove c'era il giocatore che giocava e sopra al cabinato c'era un ulteriore schermo dove chi guardava anche da lontano poteva vedere lo svolgersi dell'azione e quindi il cartone animato vero e proprio. Quindi Dirks che faceva le sue avventure guidato dal giocatore di turno. Quindi più il giocatore era bravo e più pure quelli che guardavano erano contenti perché potevano vedere più quadri, più livelli successivi. Ok, Strider pure fu un altro bellissimo videogioco e qua viene, vedete, con questi bellissimi disegni viene ricordato Strider, bellissimo, questo pure uscì anche sul Commodore 64 Amiga, Strider 2, eccetera, guardate che bei disegni, eh. Che ve lo dico a fa? Che ve lo dico a fare? Ok, Strider.
l'iconico secondo livello. Guardate che spettacolo, non so come metterlo senza... Ecco così, così c'è poco riflesso. Tanto questo è solo uno sfogliamo insieme per darvi un'idea di quello che è questa rivista, di quello che trovate all'interno di questa rivista. Poi ovviamente se volete leggerla ve la andate ad acquistare o sul sito di Spray Editori oppure direttamente in edicola qualora la trovate ancora, è uscita due settimane, due settimane, tre fa, circa neanche un mese fa, diciamo, via. Ok, mi sa che abbiamo finito, no, c'è ancora un'altra pagina, sempre dedicata a Strider, eccola qui, guardate. Ok. Oh, e qui c'è ovviamente la pubblicità a Retro Game Mario, questa che sta qui, la vedete qui, Retro Game Mario, questa, che pure questa la trovate, già l'abbiamo fatto, lo sfogliamo insieme, la trovate sul mio canale, sfogliamo insieme Retro Game Mario e ecco qua. E poi finisce. E quindi questa è arcade classici. Bellissima questa rivista, bellissima come al solito. Sprea, a parte vabbè la qualità, io oramai non lo dico quasi più perché la stampa è sempre di ottima qualità, visto anche il prezzo della rivista, quindi la carta è ottima, è una carta diciamo lucida, infatti riflette, però il contrasto è sempre tenuto in ottima posso dire, considerazione, perché si legge tutto molto molto bene, ok? Anche sullo sfondo nero, per esempio, o sullo sfondo bianco. Addirittura queste scritte bianche su sfondo azzurro anche si leggono molto molto bene. Non so se la mia telecamera riesce a rendere, però diciamo anche quando ci sono dei colori un po' più infelici di sfondo, in questo caso è un celeste con le scritte nere, però è importante il contrasto che si riesce a dare quando si sceglie poi uno sfondo dove dover mettere delle scritte, ed è tutto diciamo ottimamente realizzato. Ok, il sommario niente da dire, molto molto bello, quindi diciamo una rivista che io mi sento di consigliare a tutti gli appassionati di arcade, ok, quindi di questi giochi da bar. Quindi io vi ho menzionato durante questa live una sala giochi storica a Capri che era Las Vegas, vi ho menzionato l'Extra Ball che stava ad Arco di Travertino, proprio fuori all'uscita della metro di Arco di Travertino, vi ho menzionato diciamo, il baretto dove io andavo a giocare subito prima di entrare a scuola o appena uscito da scuola, che era il Bar Mario, proprio all'incrocio con la strada che portava via, non mi ricordo come si chiama, vabbè, la via della scuola media, che ancora c'è la scuola media Guido Minalesi a Roma, ok? Quindi, che vi devo dire? Grazie mille di essere stati con me. In chiusura di live vi invito sempre a visitare i miei siti internet, il principale dei quali è www.classe74.it. Andatelo a vedere perché è pieno di materiale, ok? Se dovete fare qualche acquisto su Amazon, fatelo tramite i miei siti perché contribuite, diciamo, al canale, diciamo, e a questi miei contenuti. Ok, detto questo, sono le ore 12:51. Io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con me, a chi è rimasto qui a vedere questa live, come Michele, l'amico Michele. Chi vedrà questa live lo ringrazio sentitamente perché con le visualizzazioni l'algoritmo lo fa girare un po' di più. A me bastano le mie solite 3 visualizzazioni, come sapete, a me aumentano, stanno aumentando pure i follower, però a me bastano le 3 visualizzazioni, quindi dalle 3 in poi a me mi fate contento, ok? Grazie mille di nuovo a tutti, buon proseguimento di giornata,
23 gennaio, febbraio, marzo, poi verrà aprile, maggio, giugno, luglio. Ok? 23 marzo 2026. Questo 2026 sta correndo, io non riesco a trovare il tempo per fare, ho tante cose da fare, tante cose che bollono in pentola, stanno continuando a bollire, io aggiungo acqua per non far bruciare tutto, abbiamo dei Lego da montare, abbiamo dei vinili da archiviare che li vorrei archiviare insieme a voi, ci sono delle audiocassette da archiviare, guardate, per farvi capire, cioè delle cose abbastanza, guardate, sempre per la serie Mixed by Harry, by Nanny, Mixed by, questa è tutta roba dell'epoca di quando regnava Mixed by Harry, vedete? C'ho tante cose, devo ricominciare pure a pubblicare queste compilation perché mi sono fermato in quanto ci ho avuto dei problemi con le piastre. Vediamo di risolvere questi problemi, poi si continua, si pubblica il canale, diciamo, io lo cerco di renderlo attivo, ok? Grazie mille come al solito, se vi va mettete un like al video, un commento proprio se vi va e soprattutto condividetelo con tutti gli appassionati di retro gaming. Grazie mille, vi lascio con la sigletta finale. Grazie di nuovo a tutti, Reni Retro, ciao e buon proseguimento di giornata e soprattutto buon pranzo a chi va a mangiare. Ciao!